Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del telegiornale. Il Tribunale amministrativo del Lazio annulla lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme. Non ci sono elementi per collegare l'amministrazione ai clan, si legge nella sentenza. Ridate la sovranità al popolo, ha detto l'ex sindaco Paolo Mascaro. Scarsa attenzione per il territorio da parte delle amministrazioni, Calabria senza servizi e infrastrutture, è quanto emerge dal rapporto annuale della Corte dei Conti. Si è insediato oggi a Mileto il Tribunale Ecclesiastico che ha dato il via all'iter per la beatificazione in Natuzza Evolo, il 6 aprile la cerimonia solenne. Studenti in piazza oggi in 30 città, tra cui Cosenza, contestate la nuova maturità e la regionalizzazione. La questura di Cosenza compie un secolo di vita, presentato il calendario delle celebrazioni. Martedì prossimo in città il capo della polizia Franco Gabrielli. Ha firmato il centrocampista argentino Mariano Izco, che è partito con il Cosenza alla Volta di Perugia, dove domani alle 15, nel giorno del 105° compleanno del calcio cosentino, i lupi affronteranno gli umbri. Il Crotone invece giocherà in trasferta contro la capolista Brescia. Ancora buonasera. Dunque il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, non ci sono elementi per collegare l'amministrazione ai clan, si legge nella sentenza, le prime parole dell'ex sindaco Mascaro è un riscatto per la città di Lamezia. Era il novembre del 2017, nelle immagini l'allora sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro saluta i dipendenti di Palazzo Perugini dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, gli occhi lucidi, lo sconforto e le lacrime per una vicenda che ha profondamente segnato la città. Ma Mascaro non si è mai arreso, contro quella decisione del governo ha presentato ricorso insieme ai componenti della sua giunta e oggi è arrivata la decisione del TAR del Lazio che ha annullato lo scioglimento del comune di Lamezia. Per i giudici del Tribunale amministrativo non c'è stata nessuna alterazione tale da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione. Non ci sono elementi dunque per collegare l'amministrazione ai clan. E così il provvedimento del TAR del Lazio allontana dalla giunta Mascaro le accuse di connivenza e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Riscattato l'onore di una città, questo è il primo commento di Paolo Mascaro. Io sono stato per 29 mesi accanto a tanti altri che con me hanno servito questa città e sapevamo ogni virgola di ciò che avevamo fatto, quindi sapevamo che nella nostra amministrazione non solo la criminalità neanche si avvicinava, più che essere respinta, non si avvicinava perché aveva un'amministrazione che giornalmente la contrastava. Quando in maniera assolutamente inedita in Italia si riescono a prendere una marea di beni confiscati alla mafia e li si danno, faccio un esempio, alla Caritas per 30 anni, come fa la criminalità ad avvicinarsi a quell'amministrazione? Sa che la sta combattendo in maniera forte, in maniera dura e non si è neanche avvicinata, ma non si è avvicinato neanche il malaffare, non si è avvicinato neanche chi voleva la mera raccomandazione, quella era un'amministrazione impermeabile. Ma adesso cosa accadrà? Dopo la sentenza del TAR, sindaco e giunta sono legittimati a rientrare in comune per riprendere il lavoro interrotto a seguito dello scioglimento, ma l'Avvocatura di Stato potrebbe ricorrere in appello. In quel caso bisognerebbe aspettare la decisione del Consiglio di Stato. Ridate al popolo la sovranità di cui il popolo stesso è padrone e rimandate a governare questa città chi il popolo ha scelto in maniera libera, senza influsso di criminalità, senza condizionamenti di alcuno. Quindi torneremo lì e torneremo per combattere per questa città e lancio quindi un appello a tutti coloro che saranno accanto a me e comunque un appello a tutta la città. Oggi si vive in una situazione drammatica, c'è bisogno veramente dell'unione di tutti, della concordia di tutti e c'è bisogno che tutti, nessuno escluso, mettano da parte velleità, ambizioni, aspirazioni, aspettative personali e mettano davanti a queste quelle che sono le legittime esigenze di una città che deve assolutamente recuperare il tempo perduto. Incompiute sanità, scarsa manutenzione del territorio da parte delle amministrazioni, una Calabria malata di incuria, quella che emerge dal rapporto della Corte dei Conti presentato oggi a Catanzaro.
Il rapporto annuale della Corte dei Conti evidenzia i mali di una Calabria che nel 2018 restano gli stessi di sempre: infrastrutture, incapacità di utilizzare i fondi europei, sanità e scarsa attenzione per il patrimonio. Nella relazione del procuratore regionale Rossella Scerbo la denuncia delle tante criticità della regione. Abbiamo depositato degli atti di citazioni che riguardano per esempio delle opere incompiute, la strada del mare di Vibo Valentia, e abbiamo depositato citazioni in materia di gestione di fondi comunitari. Mi piace ricordare tra tutte in particolare uno che ha riguardato dei fondi che erano stati erogati a UNASP, fondi che sarebbero dovuti servire ad innalzare il livello qualitativo delle prestazioni rese, e tutti sappiamo in Calabria, con la situazione che c'è per quanto che deriva dal piano di rientro, che non consente addirittura di garantire i livelli essenziali di assistenza, quanto sia importante incidere su questo campo. Ancora sono state depositate 9 citazioni che riguardano la lecita gestione dei fondi da parte dei consiglieri regionali nell'arco temporale che va dal 2010 al 2012. 2 citazioni erano state depositate già l'anno precedente e sono già intervenute le sentenze di condanna. Quindi devo dire, in complesso la Procura ritiene di aver svolto un'attività più che dignitosa. L'auspicio è che ci sia un miglioramento della situazione anche sul piano normativo. Dal lavoro della Corte dei Conti, nonostante la carenza d'organico evidenziata nel corso dell'incontro con i giornalisti, emerge anche un territorio non tutelato da amministrazioni distratte e un appello alla politica. In Calabria c'è questa scarsa attenzione da parte delle amministrazioni per il loro patrimonio, per il buon bene. In questo senso credo che il nostro compito, per questo è importante che l'azione sia anche dal punto di vista quantitativo importante, sia quello anche di diffondere questa cultura. Si è insediato oggi a Mileto il Tribunale Ecclesiastico che ha dato il via all'iter per la beatificazione di Natuzza Evolo. Il 6 aprile ci sarà la cerimonia solenne. Dopo la pubblicazione dell'editto emanato dal Vescovo Monsignor Luigi Renzo, si è insediato oggi a Mileto il Tribunale Ecclesiastico per la causa di beatificazione di Natuzza Evolo. Sono stati chiamati a farne parte Monsignor Saverio Di Bella, Don Francesco Sicari, attuale parroco di San Costantino Calabro e negli anni scorsi alla guida della parrocchia della Madonna degli Angeli di Paravati, e l'attuale parroco di Nicotera, Don Francesco Verdè. La figura di Natuzza, l'amore che e le conoscenze che tutti aspettavano questo giorno. Sì, finalmente siamo riusciti a venire fuori dall'imbarazzo che si era determinato con la congregazione della fede e quindi di conseguenza anche con la congregazione dei santi, ma finalmente anche con l'apporto di una commissione di studio teologico e di studio medico ha consentito di uscire e quindi di superare la difficoltà e partire. Quindi finalmente dal mese di ottobre, metà ottobre, è arrivata il parere favorevole, il nulla osta, e quindi il tempo di sbrigare le faccende burocratiche per costituire il Tribunale di indagine diocesana e quindi insediarlo e uscire pubblicamente con l'editto vescovile che ho emesso il giorno 20. Ci spostiamo adesso a Corigliano Rossano, città che si prepara alle amministrative. Il commissario Bagnato ai nostri microfoni spiega le difficoltà della fase di cambiamento. Vediamo. Corigliano Rossano verso le amministrative, la terza città più grande della Calabria, si prepara ad uno storico appuntamento. L'anno appena trascorso, dopo il referendum e l'istituzione della città unica, è stato un anno, per dirla con le parole del commissario Bagnato, insediatosi nell'aprile del 2018, di traghettamento. La macchina amministrativa da adeguare alla nuova realtà unica e le esigenze dei cittadini, un lavoro complesso. C'è da mettere mano ad una regolamentazione unica del territorio, quindi atti regolamentari unici per entrambe le cose, possibilità di allineamento per quanto è possibile delle situazioni di un'area urbana con l'altra. Le faccio un esempio tra i tanti. Le tariffe per la raccolta dei rifiuti sono oggetto di 2 contratti diversi e quindi sono diverse tra un'area e l'altra. Lo stesso vale per le tariffe dell'acqua, lo stesso vale per gli altri tributi. E pertanto è necessario procedere ad un allineamento non immediato ma
nel tempo di queste attività, in maniera tale che il cittadino della città di Corigliano e Rossano, ovunque abbia l'abitazione, abbia a pagare la stessa tassa o a fruire lo stesso servizio. La città unica come è percepita dai cittadini? Viene percepita ancora come una realtà della quale stanno vivendo soprattutto le criticità, perché in effetti in questi mesi si è dovuto anche amministrare il quotidiano con grossi problemi che vanno da un sistema idrico obsoleto a una depurazione altrettanto carente e tanti altri disservizi come le situazioni delle buche sulle strade ed altro, sui quali si sta cercando di tamponare il più possibile. I benefici si vedranno tra qualche anno, quando la politica che si sarà insediata democraticamente potrà far forza sulla sua nuova forza, una città di quasi 80.000 abitanti, perché strategicamente possa ottenere quei risultati che oggi non possono esserci. Studenti in piazza oggi in 30 città italiane, tra cui Cosenza, contestate la nuova maturità e la regionalizzazione. Protesta non è una passeggiata, ogni scuola sarà una barricata! Anche a Cosenza studenti in piazza per protestare contro la riforma dell'esame di maturità. Ecco il corteo che ha attraversato le strade cittadine, cori e striscioni per dire no alle politiche del governo in tema di istruzione. Un centinaio di ragazzi ha aderito alla manifestazione che si è svolta contemporaneamente in altre 50 città italiane. Il corteo, partito da Piazza Loreto, ha raggiunto l'ufficio scolastico provinciale di via Romualdo Montagna. Qui una delegazione di studenti è stata ricevuta dal provveditore. La regionalizzazione della scuola senza una legge nazionale sul diritto allo studio, lamentano gli studenti, ignora il definanziamento della scuola pubblica del paese, la riforma della maturità con l'introduzione delle prove invalsi al quinto anno, l'eliminazione della tesina e la centralità dell'alternanza scuola-lavoro rendono inaccettabile il nuovo esame di maturità. Una riforma che non piace agli studenti perché, sottolineano, non dà risposte ai problemi reali della scuola e così protestano contro i mancati investimenti, i tagli all'istruzione da 4 miliardi previsti dalla legge di bilancio e contro scelte politiche che indeboliscono sempre più il sistema scolastico. Parliamo ancora di scuola, altro scenario, parliamo di un concorso nazionale, della bella affermazione di una scuola, un istituto di San Giovanni in Fiore, l'istituto alberghiero di San Giovanni in Fiore appunto. Sale con orgoglio e commozione le scale dell'Istituto Leonardo da Vinci di San Giovanni in Fiore, stringendo fra le mani il trofeo conquistato meritatamente a Rimini, accompagnata dall'applauso dei suoi compagni Alessia Chiarello, che insieme a Tommaso Lopez, accompagnati dai professori Francesco Mazzotta e Costanza Gallo, hanno portato in alto i colori della Calabria alla finale nazionale che si è svolta al centro congressi Rimini Fiera. Il cuore a 1000, è stata un'esperienza bellissima. Mi ha arricchito tantissimo. Quello che è bello dei concorsi, diciamo, è conoscere, confrontarsi con tutti gli altri ragazzi d'Italia, quindi è stata davvero un'esperienza che mi ha arricchito da tutti i punti di vista. L'unica cosa che ci tenevo a dire soprattutto era incitare tutti i ragazzi, tutti i miei compagni a fare di più e a credere di più nelle proprie passioni, porsi degli obiettivi e far di tutto per raggiungerli, perché quando si riesce a raggiungere il proprio obiettivo, quell'obiettivo che ti porta davvero quella felicità incondizionata, è una cosa bellissima e adesso mi ritrovo in questa fase di felicità assurda, perché sto coltivando la mia passione e sto arrivando ad alcuni risultati che nemmeno io credevo di poter raggiungere. I ragazzi florenzi hanno conquistato il secondo gradino del podio, superando la concorrenza con altri istituti alberghieri nazionali con il piatto cilindro di coniglio al miele di Sulla, con sfere croccanti all'avena, arco di pane al peperoncino e carota su cicorietta selvatica. Un successo meritatissimo, conquistato con lavoro e tantissima passione che ripaga i sacrifici dei mesi scorsi e inorgoglisce l'intero territorio. È un risultato inaspettato, inatteso anche per noi, ma una volta trovatici lì ci siamo messi con tutta la forza, l'energia, l'impegno, il cuore nella preparazione di questo piatto, quindi siamo andati alla base, alla ricerca
alla ricerca, alla preparazione anche a scuola, per poi andare lì e confrontarci con istituti alberghieri di tutto rispetto, al cospetto di una giuria composta da grandi chef italiani. E questo dobbiamo anche ringraziare il nostro assistente di laboratorio Mario Pupo, che ci ha permesso di lavorare in condizioni davvero di cattivo tempo. Noi eravamo sempre qui, nonostante a scuola non ci fosse nessuno, tutti gli alunni assenti per maltempo, noi eravamo qui che lavoravamo. Un ringraziamento mi sento di farlo anche alla nostra vicepreside, professoressa Loredana Lamacchia, che nonostante tutto è stata colei che ci ha permesso di organizzare questo viaggio a Rimini, quindi di partire, di essere lì e confrontarci con tutte le regioni d'Italia. Il Pass di Rimini, 2 giovanissimi talenti calabresi lo hanno conquistato grazie alla vittoria ottenuta al 20° concorso enogastronomico regionale Calabria Cultura Gastronomica Mediterranea, che si è svolto il 23 gennaio a Vibo Valentia. Martedì saranno 100 anni dall'istituzione della Questura di Cosenza, ci si prepara per questa celebrazione. Ci sarà anche Franco Gabrielli, capo della polizia, alla giornata di celebrazione organizzata dalla Questura di Cosenza per ricordare i 100 anni della sua istituzione. Martedì 26 febbraio nel Teatro Rendano confluiranno rappresentanti delle istituzioni e della Chiesa e tanta parte della società civile. Abbiamo cercato quantomeno di coinvolgere la città e siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad avere l'orchestra di ragazzi del Lucrezia della Valle, del liceo musicale, che accompagneranno tutta la cerimonia, perché riteniamo appunto che bisogna dare spazio a questi ragazzi che sono molto bravi e quindi è giusto che siano loro anche protagonisti di questa cerimonia. Saranno anche inaugurate delle mostre, si potranno ammirare le ragazze in costume tradizionale e i presenti saranno coinvolti nella ricostruzione di un caso reale di un omicidio famoso del Cosentino. Ci sarà Pino Rinaldi, che è autore del format Commissari sulla RAI, che ricostruirà insieme a un nostro funzionario un caso di un omicidio famoso qui a Cosenza, e questo per dare l'idea di che cos'è anche il lavoro sul territorio della Polizia di Stato. Previsto anche in collaborazione con Poste Italiane un annullo filatelico speciale. Avremmo l'onore di far apporre il primo timbro al capo della polizia, dottor Gabrielli, e per cui per noi è ovviamente un grande privilegio. Ci saranno obliterate delle cartoline speciali molto belle realizzate dalla Questura, per cui ancora di più assumerà un valore filatelico collezionistico. Dai 100 anni della Questura ai 105 del Cosenza Calcio, compleanno che avverrà domani. I lupi sono già arrivati a Perugia, il presidente Guarascio ha fatto gli auguri alla squadra rossoblù e ha annunciato anche che martedì sera poi nella gara con il Carpi si giocherà con una maglia celebrativa, quindi un particolare in più, un po' un'occasione per fare il bilancio di questo ultimo lustro che ha visto il Cosenza scalare le categorie. Domani appunto gara a Perugia importantissima con un Cosenza incerottato, mentre il Crotone affronterà un Brescia a sua volta incerottato. Eccolo Mariano Giulio Izco in posa prima della firma sul contratto che lo legherà al Cosenza fino al 30 giugno 2019. Il centrocampista argentino, classe 1983, ingaggiato prima dal Catania e con trascorsi anche nel Chievo e lo scorso anno a Crotone, è partito con il gruppo alla volta di Perugia, dove domani la squadra di Braia affronterà la formazione di Nesta. L'abbiamo visto allenarsi nei giorni scorsi con il gruppo rossoblù ed evidentemente la sua voglia di mettersi in gioco ha convinto lo staff tecnico, che ha deciso di ingaggiarlo per sopperire alla carenza di organico maturata in queste settimane dopo gli infortuni al capitano Corsi, Embalo e Didda e le squalifiche di Tutino e Baez. Assenze che però, ha ribadito il tecnico in seconda Roberto Chiuzzi, non devono condizionare il cammino dei lupi verso la salvezza, che passa anche dalle 2 prossime sfide, domani al Curi di Perugia e martedì al Marulla con il Carpi. Sicuramente assenze le abbiamo noi, le hanno loro, però una volta che le hai non puoi pensare a chi ti manca, ma devi pensare a chi hai, anche perché noi abbiamo una rosa molto duttile, giocatori molto duttili dove possono essere utilizzati in più ruoli alcuni giocatori, quindi per noi è una cosa molto fondamentale, un qualcosa che il mister e il direttore hanno ricercato.
e quindi per questo stiamo tranquilli. È normale, andremo ad affrontare una squadra forte allenata benissimo da un allenatore e uno staff tecnico molto molto preparati, l'hanno dimostrato qui nella partita d'andata, quando quella partita dove le avevo messe in difficoltà sono stati bravi a rimetterla in sesto la gara. E quindi una squadra, come ho detto prima, che ricerca la costruzione del gioco al basso, non banale, non la ricercano con banalità, la ricercano in base all'avversario che vanno ad affrontare, quindi sarà una partita a scacchi, ma dovrà essere una partita comunque giocata su ritmi alti, perché noi dovremmo tenere sempre i ritmi alti, perché questa squadra ci ha abituato a questo e dovrà far questo. Per farlo è importante la testa. Varro o non varro, il Crotone si è rimesso in moto dopo la deludente sconfitta casalinga con il Pescara, che ha risucchiato i pitagorici in terzultima posizione. Ora non bisogna pensare ai torti arbitrali, ma tornare a concentrarsi sul cammino, che è ancora molto lungo ed insidioso, a cominciare dalla trasferta di domani con la capolista Brescia. Per forza di cose bisogna farsele passare, farsele scivolare di dosso, e quindi la concentrazione deve essere esclusivamente alla partita, e quindi diciamo che quello che è stato è lì, rimane lì, se ne sta occupando la società, e quindi è obbligo da parte mia, da parte della squadra, occuparci appunto delle partite che rimangono, e quindi sotto l'aspetto del lavoro, sotto l'aspetto della concentrazione a fare quello che dobbiamo fare in campo, almeno per quello che riguarda noi, assolutamente concentrati su quello che sarà la partita di domani. Torniamo per un attimo alla cronaca, ci sono i nostri 100 secondi, una brutta storia in apertura, una storia di violenze familiari. Ha picchiato il padre con una sbarra di ferro dopo avergli distrutto l'auto e poi lo ha inseguito minacciandolo di morte con un coltello a serramanico. Un ventenne è stato arrestato a Cardinale in provincia di Catanzaro dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti a familiari e conviventi. In seguito a una telefonata per una lite, i militari sono intervenuti e hanno accertato che il giovane si era scagliato contro il genitore, aggressione che è continuata anche davanti ai carabinieri. I maltrattamenti, a quanto pare, duravano da 3 anni. Arrestate dai carabinieri in 3 distinte operazioni nel Vibonese 5 persone. Nelle abitazioni trovati 22 ordigni artigianali potenzialmente pericolosi che sono stati fatti brillare. A Ricadi i carabinieri di Spilinga hanno arrestato un pregiudicato trovato con 6 piante di cannabis. A Nicotera infine i militari hanno arrestato padre e figlio per detenzione di arma clandestina. 16 lavoratori in nero impiegati in 2 aziende affidatarie del servizio di mensa scolastica sono stati scoperti a Petilia Policastro dai carabinieri. La presenza dei dipendenti è accertata dai militari nel corso di una visita ispettiva che ha riguardato 7 strutture scolastiche di Petilia, oltre alle sedi principali delle 2 aziende. Ai titolari delle 2 attività ispezionate sono state contestate sanzioni amministrative per un valore di oltre 177.000 euro, recuperati inoltre contributi previdenziali per 10.000 euro. Intervento dei Vigili del Fuoco in un appezzamento di terreno nel comune di Taverna, in località Soccorso, per un incendio che ha interessato una discarica di materiale di risulta proveniente da potature in prossimità del centro abitato. Il rogo ha riguardato numerosi cumuli di rami, sterpaglie e fogliame, interessando una superficie di centinaia di metri quadrati. Le fiamme hanno impegnato i Vigili del Fuoco per diverse ore. L'enorme nuvola di fumo ha creato non pochi disagi agli abitanti della zona. Adesso a Castrovillari per il ricco calendario legato alle manifestazioni del Carnevale. Ieri il premio Cultura conferito ai Calabresi Illustri. Premio Carnevale, 16ª edizione, al dottor Francesco Samengo, presidente Unicef, e all'imprenditore il cavalier Filippo Callipo, per essersi distinti come calabresi, portando alla ribalta della cronaca nazionale ed internazionale la loro terra d'origine. Questo premio che mi onora lo voglio dedicare proprio ai bambini che vivono nelle emergenze, ai bambini che soffrono la fame. Il premio, istituito dalla consulta scientifica della Proloco e realizzato dal noto orafo calabrese Michele Affidato, è stato consegnato durante la conferenza stampa di presentazione del programma della 61esima edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. Dopo il brindisi di Re Carnevale si è dato spazio alla danza con l'esibizione degli studenti del liceo scientifico Mattei,
che si sono esibiti sulle coreografie di Danilo Di Marco, i Pulcinella, dal momento che quest'anno il focus cultura è improntato sulla Campania. A seguire le allieve dell'Accademia Cuba Danza diretta dalla maestra Vilma Lara De Mar. Un carnevale importante, un carnevale che fa grandi numeri, un carnevale che appartiene non solo alla città di Castrovillari, ma appartiene, penso io, all'intero territorio della Calabria. Troveremo veramente attività e spettacoli e animazioni attrattive di vario genere. Oltre 100 eventi spalmati su 10 giorni dal 24 febbraio al 5 di marzo. Una manifestazione, il Carnevale di Castrovillari, la più longeva del meridione d'Italia, 61 anni senza interruzioni, riconosciuto dal Touring Club tra i carnevali più belli d'Italia, inserito nel MIPACT tra i grandi carnevali storici e di prestigio, e da quest'anno è entrato a pieno titolo nei grandi eventi storicizzati della regione Calabria. E siamo pronti per il nuovo peggioramento delle condizioni climatiche. Vediamo cosa ci preannunciano gli esperti meteoincalabria.it. Giornata interlocutoria quella di oggi in attesa dell'arrivo di un impulso di aria fredda originaria dall'Artico, in discesa su Russia, Europa orientale, e che domani porterà anche il ritorno del freddo intenso e della neve a quote basse sulla nostra regione. Sabato in mattinata nuvolosità sparsa e precipitazioni residue sul Reggino, nevose sporadicamente oltre 1200 metri. Altrove sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata a primo pomeriggio, peggioramento con precipitazioni sparse più frequenti e abbondanti su Cosentino Ionico, Crotonese, versanti ionici del Catanzarese e sul Reggino. Nevose oltre i 200-300 metri su Cosentino. Non si può peraltro escludere che fioccate possano raggiungere Cosenza città, oltre i 400 metri su Crotonese e Catanzarese, oltre i 500-600 metri sul resto della Calabria, possibili imbiancate a Corigliano e Rossano e sui quartieri più alti di Catanzaro, anche se qui la neve potrebbe trasformarsi in pioggia nel corso della serata. Giornata ventosa ovunque per venti inizialmente da nord, poi da nord-est, che soffieranno forti quasi ovunque. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari agitati con venti da Grecale forti ovunque, addirittura di burrasca anche forte, su Basso Ionio, Ionio Crotonese e al largo del Tirreno Cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.